Medicea di Siena ad ospitare la fase di partenza dell'Eroica riservata alla categoria Juniores, gara a carattere nazionale che nell'occasione ricorda anche Andrea Meneghelli, presidente a suo tempo di Eroica, è venuto a mancare sicuramente troppo presto, ma non la volontà da parte dei suoi collaboratori e amici di volerlo ricordare ed onorare la sua memoria. Dicevamo appunto la fortezza medicea di Siena a ospitare il villaggio di partenza che ha sicuramente ben impressionato gli addetti ai lavori e tutti coloro che hanno potuto gravitare intorno a quella zona per una giornata che si preannuncia sicuramente epica ed eroica. Il maltempo probabilmente l'ha fatta da padrone, ma non è stato sicuramente il protagonista, perché sono stati 176 ragazzi che hanno preso il via a dare vita e a caratterizzare proprio questa eroica riservata alla categoria juniores. Partenza da Siena, come abbiamo visto, dal centro di Siena, dalla fortezza Medicea, per arrivare dopo circa 108 chilometri a Montalcino, nel ricalcare il percorso, almeno negli ultimi 30 chilometri circa, di quella che di lì a poche ore, il mercoledì per la precisione, sarebbe stato il teatro della sfida anche per i professionisti nella tappa del Giro d'Italia. Poco prima di partire però abbiamo parlato con Franco Rossi, presidente dell'organizzazione, al quale lasciamo la parola e le impressioni. Franco Rossi, siamo a circa un'ora dalla partenza, ormai tutti i tasselli stanno andando al proprio posto, il tempo sembra anche che stia dando un po' di tregua, gli ingredienti per uno spettacolo spettacolare ci sono tutti. Sì, assolutamente sì, credo che il tempo anche per le strade bianche sarà assolutamente a grande favore, perché questa piccola pioggia avrà battuto la strada in un modo perfetto, in maniera tale che si possono esprimere al meglio tutti i ragazzi che oggi coroneranno una magnifica giornata. Un parterre des rois oggi al via. Assolutamente sì, perché credo che quello è quello che tutti ci aspettavamo in questo momento particolare, quindi ho visto grande entusiasmo da parte degli organizzatori di tutti i team, e quindi per noi questo è stato un grande risveglio e anche un grande messaggio per una rinascita di un momento particolare che sappiamo tutti. Dopo aver sentito quindi le parole anche emozionate e in parte incerte di Franco Rossi, siamo pronti per entrare nella cronaca vera e propria. Incertezza sì nelle parole, perché comunque è stata una prova che è stata messa in calendario non da tantissimo tempo e è sicuramente una prova difficile da gestire anche a livello logistico per la copertura dei vari incroci, strade e quant'altro, e quindi sicuramente un po' di incertezza, ma dalla parte anche degli organizzatori la certezza di avere un gruppo affiatato e ben rodato negli anni dall'esperienza e da quello che è giusto fare. Abbiamo detto poco fa 176 gli atleti che hanno preso il via, 33 le società rappresentate. Per motivi ovvi non stiamo a farvi l'elenco spicciolo di tutti coloro che sono a prendere il via. Da queste immagini comunque già vediamo un po' il parterre di coloro che daranno vita a questa eroica juniores. Ricordiamo ancora da Siena a Montalcino, e ovviamente per essere tale l'eroica non può che presentare dei tratti di strada bianca, e saranno ben 4 in totale i tratti che dovranno affrontare di strada bianca gli atleti. Intanto queste sono le immagini della partenza ufficiosa, con gli atleti scortati dai rappresentanti delle varie cicloturistiche che si rifanno un po' all'eroica, che appunto inizialmente ha dato il là a questa nouvelle vague, potremmo dire, e quindi degli starter d'eccezione, così come gli starter d'eccezione sono stati quelli che abbiamo visto poco fa, quando ci muoviamo per la partenza ufficiosa per andare a raggiungere la partenza ufficiale del chilometro zero, posto a 6 chilometri di distanza. Abbiamo riconosciuto Gianni Bugno, era presente comunque Cordiano Dagnoni, il presidente della federazione nazionale italiana, era presente comunque anche Saverio Metti, il presidente del comitato regionale toscano, ma veramente tante le personalità
e anche gli atleti, ex atleti che erano presenti, uno su tutti ci viene in mente, se avete seguito la nostra diretta lo avrete sentito anche ai nostri microfoni, Gilberto Simoni, che era qui appunto per seguire la sua storica società, la Montecorona, e che poi noi ne abbiamo approfittato anche per captare le sue impressioni. Ed ecco il gruppo scortato dalla macchina della direzione corsa di Marathon, affiancato per quest'oggi da Perugini, che ha raggiunto il chilometro zero per la partenza ufficiale. Avevamo detto appunto 33 società rappresentate, perché questa, essendo anche una gara a carattere nazionale, ha anche una limitazione nel numero degli atleti. Non possono essere più di 6 gli atleti per squadra che possono prendere il via. Un percorso sicuramente impegnativo, quello che devono affrontare i ragazzi, perché come abbiamo detto ci sono questi 4 settori di strada bianca che sicuramente vedremo con le nostre telecamere, ma non sono solo quelle le difficoltà, perché comunque sia il territorio senese che viene attraversato da Siena a Montalcino, quindi passando per Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, dove è posto il primo tratto disterrato dopo circa 25-27 chilometri, e quindi poi Asciano e un primo passaggio da Montalcino. Dicevamo appunto questo percorso è sicuramente vallonato, ondulato, come è caratteristico di questa zona della Toscana, e quindi oltre al tratto di strada bianca, il primo che vediamo adesso quando siamo appunto al 28° chilometro di gara, a implementare la difficoltà appunto anche le difficoltà altimetriche, e non bastasse lo sterrato e non bastasse le difficoltà altimetriche, anche il maltempo. Una pioggerellina, quando più fine e quando più intensa, ha accompagnato i ragazzi fin da tutte le operazioni preliminari. In alcuni momenti è stata anche un pochino più intensa, poi ve lo diciamo comunque, poi lo vedrete, se poi ripeto avete seguito anche la nostra diretta, vedrete che poi nella seconda parte, nella parte terminale della gara, ha smesso di piovere. Quando ormai però i ragazzi erano decisamente stremati. Primo tratto di strada bianca con il gruppo che procede compatto, andatura piuttosto sostenuta, tratto anche che è leggermente a favore in discesa, quindi questo favorisce anche una velocità un pochino più elevata, ma questo rende anche più difficile guidare la bicicletta e stare comunque sulla strada. Quando ci troviamo poi al 50° chilometro di gara, siamo sempre con la situazione di gruppo compatto, ma c'è da registrare praticamente il primo attacco di giornata, il primo allungo di giornata è quello di Davide Basso dell'Industrial Forniture Moro, che prova ad andarsene. Probabilmente nella sua idea, nella sua testa poteva esserci l'intento di portare fuori una fuga, portare fuori un drappello un pochino più numeroso. Così non è, e quindi per il momento se ne va tutto solo l'atleta appunto della Industrial Forniture, che appunto ha comunque il merito e l'onore di essere registrato come il primo attaccante in assoluto dell'Eroica Juniores. Si sa che l'Eroica, questa intanto è l'immagine della coda del gruppo, grazie alla doppia telecamera che abbiamo in gara. Dicevamo appunto, si sa che l'Eroica, la primissima edizione, è stata, verrebbe mai da dire, nel lontano 2007, con la prova riservata alla categoria professionisti, con la partenza da Gaiole. All'inizio sembrava quasi un azzardo da parte di Brocci e dei suoi collaboratori l'organizzare questa gara con queste strade bianche. Sì, c'era la Roubaix, ma lì sono le pietre, e qui invece si tratta proprio più di strada bianca, appunto, di strada sterrata. Però è stata una prova che da subito ha affascinato gli atleti, tanto che nel raggio di pochissimo è già annoverata tra le classiche, per quanto non ha una storia così di lunga data come le classiche vere e proprie del panorama del ciclismo professionistico. Lungimiranza del gruppo di Brocci, ormai lo chiamiamo così per velocità di spiegazione, che poi si è ripercossa anche nel giro bio. Questa esperienza di gara a tappe, che era l'equivalente del Giro d'Italia per dilettanti, questa volta per under 23, che forse allora era under 26 se non ricordo male,
questa esperienza appunto di ragazzi che affrontavano questo giro a tappe, un giro d'Italia a tappe per la loro categoria, dove però vivevano tutti insieme. C'erano dei locali adibiti per questi ragazzi che stavano come in delle camerate, per intenderci. Esperimento che comunque dette i propri frutti sia con il Giro Bio che anche con la prova della Coppa delle Nazioni, che poi è continuato comunque in una collaborazione successiva poi con l'attuale Giro d'Italia con Selleri e anche Davide Cassani. Quindi sicuramente all'inizio le idee di Broci possono sembrare un pochino in un certo senso campate in aria, poi però si rivelano sempre piuttosto fondate e con una certa base solida. Siamo nel secondo tratto di sterrato e nonostante il tempo non sia dei migliori possiamo sicuramente ammirare il panorama delle crete senesi, che sono forse, e qui parlo a livello personale, tra i più belli in Italia, non me ne vogliano altre zone. Dicevamo secondo tratto di sterrato dove abbiamo già visto che è stato annullato il tentativo di Basso poco fa, con un po' anche di gesto di stizza perché non ha ricevuto supporto. Il gruppo si è ricompattato come vedete da queste immagini, ma sta avvenendo una bella selezione sulla testa della corsa con l'atleta del team Franco Ballerini dorsale 246 Martin Svrcek, che sta di forza provando a portare fuori un drappello, e sembra che il suo intento stia per aver successo. Almeno 5-6 atleti che riescono a tenere il passo di Svrcek sulla testa della corsa. Ricordiamo che questo è il secondo tratto di strada bianca, quindi anche questo misura 6-7 km se non andiamo errati, e vediamo che seppur allungato però si è selezionata una parte della corsa. Sembra non piovere più, almeno in questo tratto, sembra anche il cielo un pochino più chiaro, e qui vediamo il drappello che sta andando a formarsi sulla testa della corsa, con a chiudere per la formazione della Borgomolino con il dorsale 105, almeno ci sembra di riconoscere così, Alessandro Pinarello a chiudere questo drappello. Eccolo qua che si è formato, dovrebbero essere 6 gli atleti al comando. Cerchiamo di capire anche eventualmente il vantaggio del drappello nei confronti del gruppo. Minimi per il momento i distacchi, come vedete da questa immagine che ci dà la possibilità di vedere un bel pezzo di strada bianca. Vediamo un'estrema frammentazione della testa della corsa con distacchi minimi, e questo impedisce anche alle nostre telecamere ovviamente di poter entrare nel mezzo, di poter cercare di fare un po' il punto della situazione, perché si sa che la sicurezza è sempre la cosa primaria e fondamentale per questi ragazzi e per tutte le corse che vengono disputate. Terminato il secondo settore di strada bianca. Ci troviamo quindi all'incirca al 70° chilometro di gara. A breve ci sarà il primo passaggio dalla zona arrivo, il primo passaggio da Montalcino, che poi però ovviamente si dovrà ripetere anche nella fase finale. Distacchi ancora minimi per quanto riguarda i vari drappelli. Adesso vediamo con questa seconda moto di ripresa, ci siamo messi più o meno sulla coda del gruppo, del grosso del gruppo, quello che è rimasto, però sicuramente anche questa immagine ci fa vedere che l'andatura è sostenuta, perché il gruppo è lunga fila indiana, è ancora piuttosto numeroso, e poi c'è da dire che probabilmente nei tratti di non strada bianca, passatemi questo termine, tratti di asfalto, si potrebbe anche ricompattare la situazione alle spalle della testa della corsa, che adesso vediamo inquadrata nuovamente dalle nostre telecamere. Ci stiamo avvicinando al passaggio da Montalcino e sono 5 gli atleti al comando. Eccoli qua, adesso vediamo col dorsale 322 Pietro Macchio della Vigor Cycling Team. Poi abbiamo con il 215 Paletti
della formazione omonima. Poi c'è presente ancora Martin Scek del team Franco Ballerini, e poi dovrebbe esserci anche Pellizzari col dorsale 73, la tetralone ciclistica Foligno, e Pinarello della Borgo Molino. Questo dovrebbe essere la composizione della testa della corsa, ma cercheremo di essere più precisi in seguito. Questa intanto è la caratteristica strada che porta appunto a Piazza del Popolo, a Montalcino, dove è posto l'arrivo. Una Montalcino e dintorni, va detto, sì, già vestita in rosa per il prossimo arrivo del Giro d'Italia, e questa giornata di oggi rappresenta un antipasto, come l'abbiamo voluto richiamare, un aperitivo con questi ragazzi che molto probabilmente, o almeno alcuni di loro tra qualche anno, potrebbero essere davvero tra i prof nella gara appunto del Giro d'Italia, o quelle comunque di pari categoria, ma nel frattempo si stanno decisamente dando battaglia. Sicuramente caratteristica questo passaggio dal centro di Montalcino, sicuramente una gara affascinante per questi ragazzi. Ormai abbiamo già detto più volte, e spero di non dirlo più, che abbiamo appunto fatto la diretta, abbiamo avuto modo di parlare con i ragazzi, abbiamo avuto modo di vedere le loro facce, e la soddisfazione che traspariva dai loro volti era davvero impagabile. Alle spalle dei 5 atleti al comando c'è questo drappello, questi 2 atleti immediati inseguitori che sono segnalati a circa 30 secondi di ritardo. Davanti a questi 2 corridori però è transitato col dorsale 35 del Toro, Romero del Toro, l'atleta della Monex Pro Cycling, mentre questi 2 atleti che arrivano, avevo detto, a una trentina di secondi di ritardo sulla zona dell'arrivo, sono con il dorsale 45 il portacolori della Forno Pioppi Raffaele Mosca, e con il dorsale 192 della società ciclistica Cene Edoardo Bertoni. Questi 2 contrattaccanti. Poi l'avanguardia gruppo è segnalata a 50 secondi di ritardo. Quando ci stiamo avvicinando al passaggio al terzo settore di strada bianca, siamo all'83esimo chilometro di gara. Eccola qua la formazione della testa della corsa, dove appunto Del Toro è riuscito a rientrare sulla testa, quindi è andata a rinfoltirsi il drappello, era l'immediato inseguitore l'atleta della Monex Pro Cycling Team, e quindi eccolo qua che ce l'ha fatta a coronare il suo inseguimento e a raggiungere la testa della corsa che sta affrontando il terzo e penultimo tratto di strada bianca. Lo abbiamo detto in sede di inizio commento, questa competizione, questa gara negli ultimi 30-35 chilometri ricalca fedelmente gli ultimi 35 chilometri della tappa del Giro d'Italia, che sarà quella di mercoledì, con arrivo appunto a Montalcino, la tappa del Brunello, che quindi è una sorta di rodaggio, se così lo vogliamo definire, per tutte le persone dei dintorni che comunque stanno aspettando davvero con trepidazione questo passaggio. Si mantiene in ultima posizione Paletti, forse perché vuole affrontare questo tratto di strada che è leggermente più scorrevole, anche con più circospezione, con più attenzione. Ricordiamo appunto 6 quindi gli atleti al comando. A breve magari cercheremo di capire la situazione alle spalle di questo drappello, appunto perché la situazione è sempre in continuo divenire, ed è sempre importante tenerla a mente. Ovviamente questa competizione è da subito piaciuta a tutti gli addetti ai lavori, anche a coloro che magari sono un pochino più avvezzi o sono da molto nell'ambiente del ciclismo juniores, tanto che è stata così ben accolta ed è stata così caldeggiata che pare che possa ormai diventare una tappa fissa, una importante crocevia nella stagione degli juniores da qui al futuro. Tanti ragazzi ci hanno confermato che per alcuni, per la maggior parte di loro, era la prima volta che affrontavano una gara di questo tipo, ma l'hanno fatta con entusiasmo e con voglia di imparare. È stata un'esperienza per tutti,
per chi è riuscito a portarla a termine, per chi non è riuscito, per chi è riuscito a confrontarsi con i propri limiti e con le proprie debolezze. Probabilmente questa è stata una prova che potrebbe essere importante per i ragazzi non solo a livello sportivo ai fini del ciclismo, ma proprio anche nella loro vita come esseri umani. Ed eccolo qua intanto l'atleta dell'Unione Ciclistica Foligno, dorsale 73 per Giulio Pellizzari, che stava facendo l'andatura, rilevato a sua volta dal dorsale 322 Pietro Matteo della Vigor Cycling Team, il cui direttore sportivo è Mattia Pozzo, anche lui vecchia conoscenza di Giancarlo Brocci con i suoi interventi, senza scendere in ulteriori particolari. Prima delle partenze, delle tappe del Giro Bio era un mattatore, riusciva a tenere sempre alto il morale. Immagino che sarà lo stesso anche per i suoi ragazzi in squadra. Adesso è Paletti a fare l'andatura con Pinarello che lo rileva sulla testa della corsa per la Borgomolino, altra formazione importantissima da tenere d'occhio. Non a caso nella stessa giornata un compagno di squadra di Pinarello ha colto l'ennesima vittoria per questa società del nord Italia. E poi è la volta di Martin Cech, anche lui reduce da un'ottima prova solo 24 ore prima con la vittoria a cronometro. Atleta slovacco Martin Cech, diretto da Andrea Bardelli e da Daniele Francesconi, quest'ultimo in questa giornata proprio in ammiraglia. E quindi sicuramente coloro che erano un pochino i più papabili della vigilia sono anche coloro che adesso stanno caratterizzando questa parte centrale che ci porta verso la parte finale più calda di gara. Sembrano più o meno regolari i cambi sulla testa della corsa, non credo che ci siano atleti che fanno i furbi, probabilmente chi ce ne ha di più riesce a tirare, chi ne ha meno fa quello che può. Quello però che vediamo sicuramente su tutti i ragazzi, indistintamente e indifferentemente dal seconda della casacca o meno, è il fango sulle loro braccia e sulle loro gambe. Terminato anche questo tratto di sterrato, terminato il terzo tratto di sterrato, queste sono le immagini sul gruppo inseguitore che è segnalato a circa 1 minuto e 15 secondi di ritardo. Siamo all'incirca al 90° chilometro di gara, quindi siamo ormai nella fase finale, ricordando che erano 109-110 i chilometri totali previsti. Ancora il distacco è contenuto, si può ancora far qualcosa, se così vogliamo dire, per andare a prendere chi si trova sulla testa della corsa, ricordando però che c'è l'ultimo tratto di sterrato da affrontare quando saremo a circa meno di 10 km, sì, una decina di chilometri dalla conclusione. Ma una volta terminato il tratto di sterrato, l'ultimo tratto di sterrato, non vuol dire che siano terminate le difficoltà, perché comunque la strada che porta dal termine del tratto di sterrato fino all'arrivo di Montalcino non è per niente agevole, prevede anche in qui delle salite e quant'altro, e quindi sicuramente anche quello è complicato. Avendo a disposizione la doppia telecamera è possibile guardare anche come il gruppo inseguitore alle spalle dei 6 atleti al comando sta affrontando questo terzo settore di strada bianca. Ci manteniamo un pochino a distanza, però quello che sicuramente riusciamo ad evincere è la grande velocità che stanno affrontando questi ragazzi. Lunga fila indiana, non sembra neanche che stiano affrontando tratti di strada sterrata, sembrano tranquillamente sull'asfalto liscio. Questo anche a testimonianza che l'impegno da parte del gruppo inseguitore non è sicuramente mancato alla caccia di coloro che sono riusciti ad avvantaggiarsi nel corso della competizione, nel corso della metà della competizione. 2 atleti della Work Service che riescono a rimanere agganciati appunto al drappello, che ancora può vantare qualcosa, può ancora millantare qualcosa su questa eroica Juniores. Vedremo se questo inseguimento sarà coronato con un ricongiungimento oppure no. Ricordiamo che questa eroica Juniores
è valevole anche come Coppa Andrea Meneghelli. È importante ricordare questa figura, gli organizzatori lo hanno fatto in modo specifico e quindi è giusto anche ricordare chi sicuramente troppo presto ci ha lasciato. Sembra leggermente in difficoltà Del Toro, che è l'ultimo atleta che è riuscito a rientrare su questo drappello, probabilmente ha già speso abbastanza per provare a riportarsi sulla testa della corsa e forse potrebbe scontare un po' la fatica che ha già sprecato o comunque usato. Non è sicuramente fatica sprecata quella che ha fatto per riportarsi sulla testa della corsa, e con la grinta, con le unghie e con i denti riesce comunque tranquillamente a sconfessarmi e a rimanere agganciato sulla testa della corsa. Violenta accelerazione sulla testa però è Pellizzari dell'Unione Ciclistica Foligno, che prova ad allungare il passo, ed è Cech che riesce a mantenersi francobollato alla sua ruota. Sicuramente si è alzata l'andatura sulla testa della corsa e vedremo se riuscirà a rimanere compatto questo drappello oppure se ci sarà una selezione. Questo fermo restando poi che ancora il gruppo sta inseguendo, e quindi sarà un pochino più complicato, se si alza l'andatura sulla testa, andare a riunire, a ricoprire il gap. Sensibilmente, leggermente, ma sembra aumentare il vantaggio della coppia al comando. Si è messo Pellizzari ad alzare l'andatura, Cech è rimasto alla sua ruota e non sono cambiate le posizioni. Continua del suo passo Pellizzari, Giulio Pellizzari dell'Unione Ciclistica Foligno, con lo slovacco del team Franco Ballerini, che non ha nessuna intenzione di mollare la ruota dell'atleta della squadra umbra, e quindi sembra essersi formata questa coppia al comando, e quindi siamo al termine del terzo tratto di sterrato. Nel tratto di salita, nel tratto decisamente più impegnativo, siamo più o meno al 91esimo chilometro di gara, con Pellizzari che stantuffa veramente sui pedali, veramente sta dando tutto l'atleta dell'Unione Ciclistica Foligno, che sta dimostrando sicuramente di attraversare un ottimo periodo di forma come il suo inizio di questa stagione 2021. Si volta per capire quello che è successo alle sue spalle e vede solo la maglia azzurro-gialla, azzurro fluo dello slovacco Martin Cech, mentre continua, seppur leggermente, ad aumentare il vantaggio. A tutto beneficio questa strada fatta con qualche curva di chi si trova al comando, perché non dà punti di riferimento a chi sta inseguendo, e intanto abbiamo visto il cartello che indica 20 km alla conclusione. Lo ricordiamo che in questi 20 km che ci separano dall'arrivo della gara a Montalcino c'è un alto tratto di strada bianca da affrontare, quindi ancora le difficoltà non sono sicuramente terminate. Con la nostra telecamera intanto ci siamo riportati sul gruppo, stiamo risalendo verso la testa del gruppo per capire quello che sta succedendo, con alcuni corridori che stanno provando a lasciare la compagnia del gruppo, perché si sentono meglio oppure perché non c'è più tanto accordo nel grosso del gruppo, ormai lo chiameremo gruppo ammiragli, e quindi stanno provando magari in solitaria a riportarsi sulla testa. Ritroviamo un altro atleta della Borgo Molino, ci è sembrato con il dorsale 106 Matteo Scalco, però continuiamo con la nostra moto a risalire per andare a vedere la grossa selezione che c'è stata, e queste immagini vi danno anche l'idea della complicatezza di gestire la gara, perché è una gara in linea, quindi si va da Siena a Montalcino, non è che c'è un circuito da affrontare per quanto si passi una volta sotto lo striscione di arrivo. Questo vuol dire che innanzitutto molto probabilmente la corsa non è stata tenuta molto lunga, perché appunto questo comporterebbe una chiusura del traffico maggiore, eccetera eccetera, ma e soprattutto questo vuol dire avere tantissimo personale, e lo sottolineiamo volontario, che appunto ha come dire
dovuto presidiare gli incroci, tutte strade sterrate, tutte strade magari di campagna, di qualcuno che magari nemmeno ci pensa, uno pensa c'è la tappa il mercoledì del Giro d'Italia, non che anche la domenica ci siano dei ragazzi di 17-18 anni che devono gareggiare, quindi ancora di più questo per sottolineare lo sforzo organizzativo da parte degli organizzatori, scusate la ripetizione delle parole, perché hanno garantito attraverso il personale a terra, attraverso uno spiegamento di forze non indifferente, davvero la sicurezza degli atleti. Abbiamo parlato con Franco Rossi, con Giancarlo Brocci, ci hanno detto che erano più o meno un centinaio le persone. Questo vuol dire che in una giornata di domenica, giornata festiva, in cui le persone sono abituate a riposarsi e quant'altro, 100 o più persone hanno prestato la loro opera per garantire l'incolumità di questi ragazzi e di questi tempi. Sicuramente questo è un aspetto da tener in considerazione. Intanto con la nostra telecamera ci siamo riportati sulla coppia che ormai si è formata sulla testa della corsa e va via via consolidandosi. Cambi regolari sulla testa della corsa, Pellizzari con il classico gesto del gomito ha chiesto il cambio a Cech, che non ha sicuramente fatto mancare il suo contributo, adesso fa il suo turno sulla testa della corsa con Pellizzari che si mantiene a ruota. C'è da dire che per quanto si diano cambi regolari in un tratto di strada come questo, non è che si faccia poi tanta differenza tra il tirare o meno, non è che stando a ruota si riesce a rifiatare, quindi comunque pregevole l'azione di entrambi i ragazzi e, come dimostrano queste immagini, stanno anche avendo un'azione molto molto efficace. Intanto tra gli atleti che stanno direttamente inseguendo i due che sono evasi dalla testa della corsa si è riportato Alessandro Romele della Trevigliese. Riconosciamo col 322 Matteo della Vigor, poi c'è Paletti della stessa formazione e poi sulla testa ci sembra possa essere una maglia della Borgomolino, che dovrebbe essere quella di Pinarello, proprio che adesso ha chiesto il cambio e povero non glielo stanno dando. Questi 4 atleti hanno circa 35-40 secondi di ritardo dalla testa della corsa, quindi la situazione vede 2 atleti al comando e li abbiamo ricordati ampiamente, poi ci correggiamo, a più di 2 minuti, scusate, a 2 minuti il ritardo di questo quartetto e poi più indietro il resto della corsa. Quindi questo vi dà l'idea quanto in questo tratto di strada la coppia al comando formata da Sfrcek e da Pellizzari abbiano guadagnato nei confronti degli inseguitori che in questo momento terminano il tratto di sterrato. Quindi sicuramente un'azione efficace e poderosa quella dei 2 atleti al comando, anche perché, come dimostrano queste immagini, non sembra che stiano proprio a guardare questi 4 contrattaccanti, anche se per onor di cronaca, per onor del vero, ci sembra che o sono venute un pochino meno le forze o comunque non c'è un grandissimo accordo tra gli atleti che adesso stanno inseguendo. Bella però l'azione di Alessandro Romele, che tutto solo praticamente se ne è venuto via dal gruppo ed è andato alla caccia dei contrattaccanti, cosa che è riuscito ad ottenere. Adesso vedremo se avrà magari le forze di andarsene o di trainare questo drappello alla caccia di questi 2 atleti che si trovano sulla testa della corsa. Strada adesso favorevole per i 2 atleti al comando, con una grandissima collaborazione, va detto, una grandissima collaborazione. Ormai si sono resi conto i 2 atleti al comando che ce l'hanno fatta. È un discorso tra loro due, questa eroica riservata alla categoria juniores, e quindi il tacito accordo, non ci sarebbe neanche bisogno di sottolinearlo, però il tacito accordo è di procedere il più possibile insieme e poi giocarsela nella parte finale. Certo è che non è così semplice come lo stiamo provando a disegnare noi, perché è una gara, tutte le gare sono insidiose, tutte le gare hanno quella piccola quell'inconveniente dietro l'angolo che può
cogliere i ragazzi. Questa però a maggior ragione, perché ci sono le tratte di strada bianca, perché è una giornata piovosa, fredda, va detto anche quello. È importantissimo quindi alimentarsi sempre e comunque. E quindi quando dicevamo che questa prova potrebbe essere importante per i ragazzi non solo a livello sportivo ma anche a livello umano, pensiamo anche ad aspetti di questo tipo, ragazzi che si confrontano con i loro pari età, con i loro simili, ma probabilmente anche con se stessi. Adesso è Giulio Pellizzari dell'Unione Ciclistica Foligno a fare l'andatura con Martins Cech che rimane alla sua ruota. E come dimostrano comunque le immagini, i due stanno continuando ad andare di comune accordo, anche perché ormai è praticamente l'unica cosa che è rimasta di fare e quindi sicuramente una bella vetrina per questi ragazzi, potranno essere ricordati come sempre, per sempre, come coloro che hanno tenuto a battesimo questa manifestazione. Il loro vantaggio ormai è superiore ai 2 minuti sugli immediati inseguitori, quindi sicuramente faranno parte dell'Albodoro questi due atleti. Resta solo da capire in quale posizione, anche se probabilmente sarebbe ottimale per entrambi la stessa posizione. Rapida occhiata alle spalle che ci fa vedere che oltre ai servizi dedicati, cambio ruote che era curato da Vittoria e quant'altro, non c'è veramente niente, solo le macchine di servizio, solo coloro che devono garantire il corretto svolgimento della manifestazione e questi due ragazzi che per il momento stanno procedendo di comune accordo. Resta da capire se eventualmente qualcuno proverà un attacco in solitaria, proverà ad avvantaggiarsi, a sorprendere il compagno di avventura, seppure aspetteranno la fase finale. Certo è che per quanta pretattica e tattica possano fare, è anche vero che poi bisogna considerare le energie che sono rimaste nel loro serbatoio. Per il momento il passo sembra essere sempre ottimale quando sono stati percorsi ormai 100 km, quindi siamo a meno di 10 km dalla conclusione e dicevamo appunto che l'azione dei due ragazzi non sembra conoscere flessione. Cambi regolari, ognuno del suo passo sta facendo l'andatura, anche guardandoli in faccia come in questo momento Pellizzari non sembra di vedere particolare fatica, sembra ovviamente, perché sicuramente è stata una giornata importante dove nella prima parte c'è stata anche la pioggia ad accompagnare la marcia di questi ragazzi, che sicuramente può aver reso tutto più affascinante e più epico, però è anche vero che probabilmente ha un po' complicato la situazione. C'è stata qualche caduta, qualche scivolata, ma tutto senza particolari conseguenze, quindi anche questo ha fatto sì che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli organizzatori, a tutti i servizi presenti. Adesso comunque stiamo continuando a salire, a dimostrazione del fatto che anche una volta terminato il tratto di strada bianca le difficoltà non mancano, e vi ricordiamo che questi sono gli stessi identici chilometri che tra poche ore potrete veder affrontare da parte dei professionisti nella tappa del Giro, quella subito dopo il giorno di riposo, quindi anche per loro ci sarà da tenere in considerazione questo aspetto. Forse loro avranno un pochino più di fortuna per quanto riguarda il meteo, perché pare, almeno pare, che le previsioni diano una giornata decisamente migliore rispetto a questi ragazzi, ma era una prima edizione, c'era da tenere un battesimo e quindi cosa meglio dell'acqua per tenere a battesimo una manifestazione. Continuano a voltarsi Cech e Pellizzari, ma non credo che sia perché abbiano paura di quello che può succedere. Non so se è un po' anche per dissimulare la tensione, per trarre in inganno il compagno d'avventura, perché obiettivamente sono lontani i contrattaccanti che tra poco comunque andremo a vedere, andremo a ripescare con la nostra telecamera, ma comunque Radio Corsa
che era curata quest'oggi da Adriano Dini e da Germelli, comunque ci ha informato che è superiore ai 2 minuti il vantaggio degli atleti al comando, quindi come abbiamo già avuto modo di dire ormai è una questione a due per quanto riguarda appunto questa eroica juniores Coppa Andrea Meneghelli. Un tracciato che ha sicuramente riscontrato il favore di tutti, per quanto alla vigilia era un po' temuto per la durezza, considerando anche quello che davano le previsioni meteo, però sicuramente è piaciuta tantissimo. 5 chilometri alla conclusione. Giusto per darvi l'idea, l'attesa con la quale i ragazzi hanno affrontato questa prova, dovete considerare che alcune squadre, quelle che erano più vicine geograficamente parlando, hanno fatto una ricognizione del percorso, come è stato per esempio il caso della Valdarno, come è stato il caso anche della stessa Trinfranco Ballerini, che con lo stesso check sono stati a visionare il percorso nel corso della settimana, ma anche le squadre extra regionali che sono arrivate ovviamente il giorno precedente ne hanno approfittato per fare una ricognizione, per rendersi conto di quello che si sarebbe aspettato. Ed eccoli qua, gli immediati inseguitori. È il stesso identico tratto di strada che vedevamo affrontare da Pellizzari e da Svrček, ma come vedete dalle immagini questi ragazzi lo stanno affrontando con un poco più di difficoltà. Ha perso contatto Paletti dai contrattaccanti con Romele, che è stato l'ultimo a rientrare, che probabilmente è anche quello più in forma e più in palla. Poi c'è sempre Pinarello della Borgo Molino, così come sempre presente Matteo, che anche lui insieme a Pinarello è uno degli attaccanti della prima ora, se così li vogliamo definire, della Vigor Cycling Team. Adesso è Pinarello che passa a fare l'andatura con Paletti che è distanziato di qualche decina di metri, ma questa strada tutta dritta che sale sicuramente è una bella mazzata per i ragazzi che stanno veramente raschiando il fondo del barile. Per questi ragazzi ci sentiamo di dirlo in modo un pochino più vero, se così possiamo definirlo, perché ci sembrano un pochino più stanchi. Non a caso non sono riusciti a tenere il passo dei due atleti al comando e stanno inseguendo appunto a circa 2 minuti e 25 secondi di ritardo, forse anche qualcosa in più. Cercano comunque, per quanto sono le loro possibilità, di continuare nella loro azione per cercare di comunque agguantare un ottimo piazzamento, perché non vi nascondiamo che parlando con gli addetti ai lavori, parlando tra di noi anche nei giorni precedenti, la paura era che non potessero essere tantissimi i ragazzi che sarebbero arrivati a portare a termine questa prova, complice anche il maltempo che era previsto. E siamo ben contenti di essere stati smentiti, perché veramente tanti sono riusciti a portare a termine la prova, una settantina se non vado errata, e quindi questo è a dimostrazione anche della volontà da parte dei ragazzi di voler terminare questa prova. Ancora rientri dalle retrovie verso il drappello dei contrattaccanti ed è Nicolò Severa del team Coratti AS Roma che va praticamente a ricongiungersi ai 3 contrattaccanti, che in questo modo diventano 4, appunto, con Severa che va proprio adesso a ricongiungersi a Romele della Trevigliese, che rimane in terza ruota, davanti a lui Pinarello della Borgo Molino, e adesso a fare l'andatura Matteo appunto della Vigor. Forse adesso sta rifiatando, come è logico che sia, Severa, ed essendo appena rientrato. E intanto vediamo anche il cartello che ci indica 4 chilometri alla conclusione per i 2 atleti al comando. Ci siamo riportati con la Moto 1 sulla testa della corsa, e da queste immagini, oltre alle gambe, ai volti e alle braccia sporche dei ragazzi, vediamo anche le biciclette in che stato sono, passateci il termine, perché veramente oggi fango, acqua e polvere l'hanno fatta da padrone, e lo vediamo, immagini epiche.
Abbiamo conosciuto a suo tempo Giancarlo Brocci, qui parlo a nome personale, e parlava del ciclismo giovanile come la migliore gioventù possibile, la fatica sulle facce della migliore gioventù possibile, e questo concetto ce lo ha ribadito anche domenica in occasione appunto del commento della gara, dicendo appunto che vedeva questi ragazzi giovani, perché lo ricordiamo sono ragazzi di 17-18 anni, che però si impegnano, sacrificano parte del loro tempo per una passione, per un desiderio, per una prospettiva di vita, e sì, abbiamo sempre le parole eroico, epico in bocca quando si tratta di queste manifestazioni, perché fanno anche un po' coreografia, però forse quest'oggi è una delle pochissime rare occasioni in cui queste parole non sono sprecate. Il fango sui ragazzi con gli occhiali che vengono appoggiati sul casco perché non riescono più a vedere la strada attraverso le lenti degli occhiali, sembra davvero di vedere delle immagini di altri tempi, e invece siamo nel 2021. Sempre 4 gli atleti all'inseguimento dei 2 atleti al comando, 2 minuti, siamo sui 2 minuti e 15 secondi il ritardo di questo quartetto, dove però l'andatura sembra decisamente inferiore. Ed è Severa adesso, che è stato l'ultimo a rientrare sulla testa della corsa, che prova in qualche modo a far alzare, scusate, sul drappello dei contrattaccanti, che prova in qualche modo ad alzare l'andatura. Si alza sui pedali Romele, fisico possente per questo ragazzo della Trevigliese, che sulla carta ci farebbe dire che questa potrebbe essere davvero una gara perfetta per le sue caratteristiche. E comunque non manca l'incoraggiamento da parte del pubblico. Lo ricordiamo, siamo in periodo Covid, quindi non è così agevole raggiungere una gara, il seguire una gara. Anche per gli stessi ragazzi che hanno fatto il ritrovo di partenza ci sono delle regole stringenti da seguire, la misurazione della temperatura, l'autocertificazione e quant'altro. Quindi anche il vedere, il riniziare a vedere il pubblico a bordo strada è sicuramente bello, è sicuramente un segno di speranza, di rinascita, di vedere un po' la luce in fondo a questo tunnel che è stato particolarmente buio e intenso. Continua comunque l'azione dei 4 atleti al comando, sanno che per quanto ormai resta da giocarsi solo il terzo gradino del podio, potrebbe essere un terzo gradino del podio piuttosto prestigioso e importante. E poi per questi ragazzi sapere di essere sulle stesse strade che di lì a poco saranno pedalate, cavalcate dai professionisti, potrebbe essere anche questo una spinta in più. Ci siamo riportati sulla testa della corsa per vedere l'essenza del ciclismo. I complimenti tra Pellizzari e Scek, quando ormai siamo alle porte di Montalcino, tra questi 2 ragazzi che si sono dati mano, hanno collaborato, hanno fatto quello che hanno potuto, e adesso con questa stretta di mano, oltre a complimentarsi l'uno con l'altro, sembra quasi sancire di dire giochiamocela, facciamo quello che possiamo, fino a qua ci siamo arrivati insieme e adesso appunto non resta che giocarci questo ambizioso traguardo. Sicuramente bellissima questa immagine, che neanche a volerla, come dire, a volerla scrivere ci sarebbe venuta così bene, e quindi davvero onore a loro. Oltre ad averci fatto divertire, hanno anche dimostrato di essere degli uomini ormai già fatti. E quindi ci siamo riportati con le immagini anche alle spalle della testa della corsa, con questo drappello che è segnalato a 2 minuti e 30 secondi di ritardo, quindi ormai, come abbiamo detto, è sicuramente fatta per la coppia al comando, e magari adesso è ancora più curioso riuscire a vedere quello che decidono di fare alle spalle, come decidono di gestire la gara. Però ovviamente siamo in debito con voi per raccontarvi le fasi finali, e quindi quando ormai siamo davvero alle porte del centro di Montalcino ci apprestiamo a gustarci il finale. Seguiremo fin quanto possibile la coppia al comando, anche perché abbiamo un'ulteriore telecamera, la telecamera fissa sulla
sull'arrivo, dopo il rettilineo, dopo la striscia d'arrivo, e quindi questo ci permetterà di seguire davvero in modo pedissequo gli atleti che si trovano sulla testa. Adesso è Pellizzari a fare l'andatura, a fare le traiettorie in questo tratto di discesa, con Vrček che rimane alla sua ruota, rimane alle sue spalle. Il finale a 2 è sempre uno di quelli più insidiosi nella storia del ciclismo, perché è importantissima la posizione che si decide di tenere, però c'è da considerare che questi ragazzi hanno percorso 109 km quasi, e quindi una giornata veramente difficile. E questo non è un replay del giro precedente, perché erano sempre loro due, ma invece sono le immagini della parte conclusiva, con Vrček che prende decisamente il comando. Pellizzari prova a rimanere agganciato alla sua ruota in tutti i modi, ma non c'è niente da fare. L'ennesima dimostrazione di superiorità di Martin Vrček, l'atleta del team Franco Ballerini. Un Franco Ballerini che avrebbe sicuramente amato questa prova, e non poteva essere che un atleta con la sua maglia a tagliare il traguardo a braccia alzate. Eccola qua, la vittoria voluta da Martin Vrček, seconda posizione per Giulio Pellizzari, appunto dell'Unione Ciclistica Foligno. E adesso attendiamo quello che succede alle spalle, sempre 4 gli atleti che si trovano all'inseguimento. Intanto il tempo per percorrere i 109 km di gara è stato di 2 ore e 57 alla media di 36 e 949, quindi questo anche solo per darvi l'idea della caratura della gara che hanno affrontato questi ragazzi, con strade bianche, dislivello, pioggia, freddo, vento, perché in alcuni tratti c'era anche un po' di vento. E quindi adesso vediamo quando ormai anche con gli inseguitori ci stiamo avvicinando all'arrivo, e questa forse è la stanchezza. Ci è sembrato che potesse essere l'atleta della Borgomolino, Pinarello, quello che ha avuto questo problema, ha preso una curva un po' troppo larga, per fortuna non era altissima l'andatura, ha trovato il muro, è riuscito un pochino anche ad aggiustarsi, niente di grave. Forse meritava anche una vetrina migliore l'atleta che ha avuto questo piccolo inconveniente, però purtroppo c'è da considerare anche questo piccolo problema. Ci manteniamo alle spalle di Severa, però adesso a breve avremo anche la telecamera fissa per accogliere il terzo classificato, perché siamo ancora in debito per quanto riguarda il terzo classificato, mentre continuiamo a seguire Severa che arranca un po' in questo tratto, ma è una strada in salita e ne ha ben donde di arrancare e dare un po' di spalle. Intanto arriva in contropiede decisamente un altro atleta della Sali, però accogliamo con l'applauso del pubblico la terza posizione di Alessandro Romele, eccolo qua, della ciclistica trevigliese. Quarta posizione per Pietro Mattio della Vigor, che taglia il traguardo a 2 minuti e 50 secondi dal vincitore. Arriva in quinta posizione Maurizio Cetto della Sali, che vince proprio la volata su Nicolò Severa del team Coratti a 3 minuti questi due atleti. Arriva poi in settima posizione Matteo Scalco della Borgo Molino, e poi in ottava posizione a 3 minuti e 15 secondi Alessandro Pinarello, sembra della Borgo Molino, Rinascita Ormelle. Attendiamo adesso gli altri due atleti per terminare l'ordine di arrivo. Nona posizione per Carlo Garcia della Monex Pro Cycling Team, e decima posizione a breve arriverà altro atleta della formazione che ha vinto la competizione, quindi del team Franco Ballerini, Federico De Paulis, che arriva a 3 minuti e 37 dalla testa della corsa, dal suo compagno di squadra. Ancora altri atleti, alla fine come vi ho detto saranno 73 coloro che taglieranno il traguardo, quindi davvero un buon risultato anche per gli organizzatori. Andiamo a sentire le interviste. Are you happy? Yes, of course I am happy. We dreamed about this race for 1 month, I think, so this dream, yeah. Ah, quindi ha detto che è un mese che pensa a questa gara e che l'ha studiata per un mese, e quindi so, Andrea, che ci stanno guardando anche da casa sua, vero? Suo babbo è qui alla corsa con suo nonno e le 2 sorelle. Possibile che abbiamo visto il papà che lo stava... Sì, era lui a 5 km all'arrivo, Era era lui. Si è parlato, hanno lo stesso nome, Martin Vrček. Allora era anche facile. Non gli faccio raccontare la gara perché mi sembra eccessivo. No, nel senso,
eri il favorito e così sei arrivato. Do you have a good friend with you? Pellizzari it was See, he's very strong. I know about him from race, I think Arezzo, so I knew him, and I knew that when I am in breakaway with him that it's possible to came to the finish. Andrea, ci vuoi dire qualcosa? No, volevo dedicare questa vittoria qui a Cavallo Monticelli, che gli faccio un in bocca al lupo, perché lui nel ciclismo, se sono qui, lo devo a lui, mi ha sempre protetto, e ti voglio bene Claudio, e ti dedico questi successi, e oggi a te. E poi sono contento perché oggi siamo arrivati 2 nei primi 10 e abbiamo dimostrato che lavorando non siamo solo Martin in una gara così. Andrea, vai Martin, vai pure, ma dovete fare il podio, ragazzi. Allora, vi ringraziamo, grazie Martin, grazie, vi ringraziamo doppiamente perché nonostante debba fare il podio sono venuti qui con noi. Abbiamo anche il secondo classificato, eccolo qua. Abbiamo Pellizzari, eccolo qua. Io non so se è possibile, chiedo a chi è qui con me, fare una ripresa sulle gambe di Pellizzari per capire come hanno viaggiato queste ragazze. Non ce la facciamo, vabbè. Tieni pure il microfono, grazie. Giulio, tienilo pure. Allora, tu non l'hai sentito, ma durante la telecronaca siamo riusciti a collegarci telefonicamente un paio di volte con Andrea Bardelli, con il direttore sportivo. Sembrava quasi il tuo direttore sportivo, perché ti ha fatto un sacco di complimenti. Ha detto che sei uno dei corridori che gli piace di più, che sei un generoso, e lo hai dimostrato anche oggi. Dacci una tua impressione su questa gara. Sì, una gara molto molto bella, organizzata veramente bene, mi sono veramente divertito. Dopo con uno così è difficile vincere, io ho dato tutto quello che avevo, però fantastica gara. No, io rimango stupita dal fatto che questi hanno corso 110 km sotto l'acqua, nel fango, e si sono divertiti e sono contenti. È proprio bello. Abbiamo visto un gesto bellissimo quando mancavano circa 2 km dalla conclusione, ti sei dato la mano. Sei stato proprio tu a cercarlo. Io ho detto in telecronaca, è più un gesto che lo vediamo o tra due che sono stati tanto in fuga e vengono ripresi dal gruppo, o tra due della stessa squadra. Invece no, sei andato proprio a fargli i complimenti. Sì, perché ho provato a staccarlo ma non avevo le gambe, quindi ho preferito, diciamo, accordarci per fare uno sprint. Sapevo che era più veloce, però gli ho dato la mano perché è veramente forte. Ieri ha vinto, quindi complimenti a lui, non c'era niente da fare. Ti lasciamo andare alle premiazioni. Terza posizione, anche lui, vedete, sta ridendo. Ti sei divertito anche tu oggi? No, devo fare complimenti all'organizzazione, perché penso 10-12 anni che corro, e una gara così bella, dura, però diciamo sono le gare che servono anche a noi ragazzi per farci crescere, e quindi sono contentissimo di quello che ho fatto, del terzo posto in una gara come questa, vale sicuramente doppio, e quindi contentissimo di quello che ho fatto. Avevi mai affrontato delle strade bianche? Diciamo che nelle categorie più giovanili come allievo avevo fatto qualche gara con strade bianche, non paragonabili sicuramente a quelli che abbiamo affrontato oggi, e me ne ero accorto anche ieri nel giro di ricondizione, e quindi complimenti ancora, anche se sarò ripetitivo, agli organizzatori, però veramente ci siamo divertiti, e forse con un tempo come quello che c'è stato oggi la gara è risultata ancora più difficile. Ecco, mi era venuta una domanda, ma poi vedo che gli ridono anche gli occhi oltre alla bocca, ride tutto lui, e quindi fa particolarmente piacere. Intanto c'aveva anche la sua clacca. Intanto vediamo le immagini con Švreka che sta andando ad indossare la maglia quale vincitore. Ci avresti fatto la firma ad essere sul podio ieri sera, a pensare alla gara di oggi? Sicuramente la condizione in cui sono arrivato a questa gara mi portava a pensare bene. Poi, come ho sempre detto nel ciclismo, non si può mai prevedere quello che succederà. Infatti oggi, diciamo, è stata una giornata un po' no fin dall'inizio, perché comunque ho fatto due cadute nel trasferimento, e anche nel primo tratto in sterrato, dove sfortunatamente mi sono beccato due ragazzi in mezzo in terra alla strada, e ho provato ad evitarli ma non ce l'ho fatta. E quindi diciamo che comunque è stata un po' così la gara fin dall'inizio, però sono contento. Mi è venuta in mente la domanda che avevo in mente prima. Che effetto ti fa pensare che tra 3 giorni sulle strade su cui hai pedalato tu ci correranno i corridori del Giro d'Italia? Mi fa un certo effetto, visto che comunque il ciclismo di oggi è sempre più
più incentrato a noi giovani, e infatti se vediamo anche i ragazzi del Giro d'Italia, i favoriti sono comunque ragazzi giovani che vengono da categorie come gli junior, che magari sono passati subito pro. Sono dell'idea che comunque qualche anno tra le categorie per diciamo farsi un po' le ossa vadano fatte, però sono felicissimo, sono onorato di aver partecipato a una gara come questa, dove tra pochi giorni passerà il Giro d'Italia. No, io volevo sostanzialmente ringraziare tutti, perché qui hanno organizzato veramente una corsa come Dio comanda, e quindi Giancarlo Brocci, Franco Rossi, Mauro Niccoli e Michele Valucani, che hanno fatto tutto il percorso in modo impeccabile. Anche perché io dicevo in cronaca che questa gara non è che è stata organizzata in un anno, non è tantissimo che hanno organizzato in modo più concreto, che hanno deciso poi definitivamente di farla. È stata tutta una cosa abbastanza veloce, passami il termine. Quando abbiamo deciso di fare, cioè hanno deciso di fare questa cosa, mi hanno chiamato, siamo amici da tanto con loro quattro, e alla fine hanno detto via, facciamo una gara. A quel momento lì, che era l'ultimo di gennaio, però c'era già una gara in calendario per oggi, che era il Gran Premio Sovilla, e quindi non era possibile fare la gara diciamo nazionale. Poi Sovilla ha avuto dei problemi, si è riaperto questa possibilità, e quindi loro si sono impegnati, e negli ultimi 20 giorni praticamente hanno messo su una gara impeccabile, che rimarrà sicuramente addosso di chi l'ha fatta, perché non se la dimenticherà mai, e rimarrà anche secondo me negli occhi di chi la guarderà anche in differita, che non l'ha potuta vedere. Quindi credo che questo sia il ciclismo che dobbiamo andare a ricercare, perché mette i ragazzi davanti alla difficoltà e facendo venire fuori quelli che sono i valori. Noi abbiamo parlato con i primi 3 classificati, e tutti e 3 hanno fatto i complimenti all'organizzazione, ma non su nostra richiesta, proprio spontaneamente, e erano contenti, erano tutti contenti, sono entusiasti. convinto che tutti quelli che sono arrivati, penso alla fine saranno arrivati una cinquantina di corridori, e anche quelli che si sono fermati, sicuramente gli rimarrà nella mente questa gara, e spereranno il prossimo anno di ricorrerla. Quindi io do l'appuntamento, spero, al prossimo anno, in modo da cercare di fare ancora meglio. Primo cittadino nonché presidente della provincia di Siena, quindi come avete capito 20 giorni circa per organizzare questa gara. 20 giorni circa, il risultato tanta roba, verrebbe da dire. Sì, veramente sì, è stata una gara veramente intensa, molto bella, che ha valorizzato gli sforzi che fanno questi ragazzi, i nostri paesaggi. Le persone sono state molto corrette nei comportamenti, per cui un test per noi molto importante anche in vista della ripresa del turismo dei prossimi mesi, perché c'è bisogno di tornare a vivere, e noi siamo pronti, e il ciclismo fa parte delle nostre terre ormai. Questa domenica è stata un po' un antipasto di mercoledì e giovedì? Sicuramente sì, è stato un test importante anche per le nostre strade, perché comunque abbiamo 40 km di strade bianche che percorrerà il Giro. Le strade bianche sono oggetti da trattare con cura, per noi sono un patrimonio, però richiedono tanta manutenzione e tanta attenzione. È stato fatto un buon lavoro, ringrazio tutti gli operatori del Comune e della provincia per gli sforzi che hanno fatto in questi mesi per farci arrivare pronti a un appuntamento così importante. Ma assolutamente c'era un po' di tensione, perché comunque organizzare una gara così importante che ci è esplosa in mano in 20 giorni è stata anche difficoltosa. È stato un azzardo. Assolutamente, poi noi di mestiere non facciamo questo, perché facciamo altro, organizziamo Eroica, che è tutt'altra cosa, però con grande passione, con il supporto di tanti amici, uso dire, le autorità, le amministrazioni eccetera, siamo riusciti a fare, credo, mi sento di dire, una buona gara, e quindi sono molto felice e orgoglioso. Siamo riusciti a parare con i primi 3 classificati, lo dicevo prima anche poco fa. Tutti e 3 hanno fatto i complimenti all'organizzazione, ma non perché noi gli abbiamo chiesto magari chiesto un commento della gara, sì, ma tu hai detto no, tantissimi complimenti all'organizzazione, una gara bellissima, mi sono divertito. E io un po' basita da questi commenti, perché una fatica che hanno durato, si sono divertiti, cioè sono quasi per me in contrasto, però davvero ai ragazzi è piaciuta tantissimo questa gara.
Questo mi dà ancora più orgoglio, perché comunque è lo spirito di Eroica, questo è lo spirito dell'Eroica, dove si finisce sempre con il sorriso sulle labbra. Oggi in questo momento abbiamo anche più bisogno di sorriso, e quindi cosa devo dire? Noi abbiamo messo quello che facciamo sempre da tanti anni, oggi lo abbiamo fatto con i ragazzi, con gli juniores. Vogliamo che questo evento possa essere ripetuto tutti gli anni, e quindi se le amministrazioni, il territorio, tutti i volontari, perché oggi devo ringraziare particolarmente a 100-150 volontari che si sono resi disponibili. Lo abbiamo ricordato durante la diretta. Che si sono resi disponibili perché questo evento e questa gara riuscisse così come è riuscita, perché questo è grazie a tutti i volontari e alle amministrazioni tutte. Quindi la domanda "ci rivediamo l'anno prossimo" è superflua. Direi che ci rivediamo l'anno prossimo. Allora, se avessi sentito le interviste dei ragazzi, non potevi essere più contento, perché tutti erano contenti, soddisfatti, e quindi sembrava un continuo del tuo discorso, tutti a fare complimenti, tutti che si erano divertiti in questa gara. Ma io, sai, non avevo dubbi, come al solito, come ho detto in premessa, sono uno di parte, no? Sono fazioso, quindi so benissimo che cosa può provare un ragazzo, perché dico sempre, Elena, e te questo me l'hai sentito dire anche diversi anni fa, che ciclismo senza passione non si può né pedalare né organizzare. Queste sono due cose fondamentali. Per cui per fare questo sport di grande durezza e grande sacrificio bisogna avere passione, e quando uno ha passione si trova davanti questi posti, queste strade, questi percorsi, non può che divertirsi, non può che immedesimarsi, non può che essere felice, ecco, di aver fatto questa esperienza, a prescindere io ho visto ragazzi che si sono dati la mano a 3 chilometri dall'arrivo, no? Come dire, l'hai vista quella allora? Sì, Se la vede Giancarlo gli piace un sacco. No, appunto, perché condividevano a prescindere, non erano chiaramente la stessa squadra, ma condividevano l'impresa. Questo è il portato di questa corsa, di cui si ricorderanno certamente tutta la stagione, probabilmente anche in futuro. Credo. Ho visto che qualcuno ci ha mosso qualche critica. Ecco, vedi, a me non me l'hanno dette. No, qualche critica sulle immagini televisive, perché non era sufficiente il logo Eroica Juniores e capire che tipo di gara fosse per qualcuno che stava seguendo. Siete stati poco megalomani. Siamo stati poco megalomani. Noi si dà per scontato che ci riconoscano comunque dalle immagini, non c'è tanto bisogno dovrebbe bastare quello che trasmettiamo per capire che siamo da queste parti, che siamo noi, che siamo diversi, e in questo senso credo che si sia percepito che questo è il nostro ciclismo. Insomma, ha una bella marca, a prescindere dal fatto che sia visibile o meno il logo. Ecco, quest'altra volta saremo anche molto più presenti nel raccontarvi che quest'estate Eroica Juniores è stata uno spezzone di grande ciclismo giovanile. Se fossero questi i problemi, ben vengano fondamentalmente. Allora, salutiamo e ringraziamo davvero caldamente Giancarlo Broci, che ci ha dato una grande mano quest'oggi, davvero lo ringrazio anche io a nome mio personale. Ti salutiamo, ti lasciamo andare Giancarlo. Grazie Elena, sei stata bravissima, tanto te lo diranno non importa, in molti altri. Non importa. A presto. Questo è il podio della prima edizione della Eroica Juniores. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, anche per la pazienza. A risentirci la prossima occasione.